Amici bellini, voi perdonerete, c'è stato un giorno di pausa, ma capita anche questo, poi non è già che c'erano tantissime cose da dire, però è importante e per quando ci troviamo a parlare della conferenza di Spalletti non posso mai mancare, però è successo il fatto Tripolitano, dobbiamo mettere tutto nel calderone, cominciamo. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, ovviamente situazione, come si dice, grafica diversa, quindi non si vede, però io lo so, quindi Paolo Borrelli, benvenuto tra gli ultimissimi iscritti, iscrivetevi al canale voi nuovi, cosa state aspettando mi chiedo, non capisco perché una cosa così naturale, c'è uno che parla del Napoli, il vero tifoso segue tutto, ma segue tutto, poi dopo... Magari alcune cose possono piacere, alcune di meno, ma non ha importanza. Lasciate il like. Per cosa dovete lasciare il like questa volta? Per Spalletti che ci conferma una cosa che abbiamo detto sulla questione di Lozano. E non mi prendo meriti questa volta perché era troppo banale. Aspettavamo semplicemente che lo confermasse anche lui. Semplicemente il passaggio su Lozano ci dice effettivamente quello che vi ho detto io. È legittimo, nessuno dice niente che uno abbia ambizioni, eccetera, eccetera. Ma lo devi dimostrare sul campo. Se tu sul campo sei ancora così e così, ribadisce ancora una volta Spalletti quello che vi ho ricordato. Offerte per i giocatori l'anno scorso non ne sono arrivate, nessuno ha chiesto niente, anzi oggi è stato ancora più tranciante, ha detto non ci sono arrivate offerte per nessuno, zero, quindi anche quel fatto, bravi la società perché hanno conservato, mantenuto tutti, complimenti, e non sono arrivate offerte, non li potevi vendere anche volendo, quindi va bene, circostanze che magari ci porteranno a fare un buon campionato. Però Lozano avrà adesso l'opportunità, io sono pronto anche con la lavagnetta, tra un poco facciamo un ambrabam, però perché vogliamo fare, perché ci sono un paio di soluzioni possibili, alcune plausibili, alcune possibili, altre imponderabili, ma le andiamo a vedere. Signori, ho ascoltato ho ascoltato la conferenza di Spalletti in radio, il che significa che non ho potuto guardarne espressioni, tastare il polso della sensazione. Ho sentito una serie di cose, poi voi ditemelo voi nei commenti, magari qualcuno l'ha visto o l'avete vista dopo e poi siete venuti qua sul video, o l'avete riascoltata. Ho sentito dei battibecchi Lombardo, Baldari, ancora, cioè non è la prima volta e non sono d'accordo, facciamo così, no, fai come dici tu. Spalletti che risponde, ma che sei nervoso, siamo nervosi, è nervoso, così. Ancora una volta le domande, la deroga, faccio due domande, i giornalisti che si fanno i dispetti, io ne faccio due, allora ne faccio due pure io, no, però quello interviene, no, però dovete fare una sola, signori miei, dai. Ma l'avete capito che è un bellissimo mestiere quello che fate, che non dico che siete dei privilegiati, è un mestiere come un altro, però è bellissimo, volete farlo con passione e tranquillità senza appiccicarvi tra di voi così, questo è uno di quei mestieri che serve per il pubblico che segue, no? Il pubblico che non è il pubblico che porge, siamo noi che dobbiamo porgere, e lo riporto sempre questa frase di Peppino, perché dai, fate domande anche più interessanti. C'è stata mezza conferenza sono state domande sull'Inter, e già questo così è così. Spalletti io lo vedo sempre più teso, lo vedevo più sereno prima, lo vedo un po' più rispostero, diceva Edoardo, cioè hai capito, la prima domanda è sulla questione Politano e subito è piccato Spalletti, dice ma che volete, ci siamo dimenticati che a inizio stagione abbiamo giocato con i tre centrocampisti contati e noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, io non mi lamento mai, dice non mi sono mai lamentato in vita mia, perché sarebbe poi un messaggio sbagliato, molto qualcuno può dire molto carico, qualcuno può dire rispustero, qualcuno può dire sta incazzato, oramai si è rotto le palle di avere a che fare con queste conferenze, insomma non lo so, speriamo, a me piace di più lo Spalletti sorridente, anche sarcastico, però un pochino più sereno, non lo vedo
sereno, ma sarà una sensazione mia. Quindi gli imprevisti sono da tenere in conto. Politano lo perdiamo proprio nel momento in cui aveva la sicurezza del posto, perché con un Lozano che torna dalla nazionale, è tornato praticamente ieri, l'altro ieri, è tornato martedì, e quindi era sicuro. Politano aveva lavorato tutta la settimana sulla partita con Spalletti, era proprio sicuro di giocare, e invece ci viene a mancare Politano proprio quando non abbiamo nemmeno un ass. Quindi anche sulla fascia destra in attacco siamo contati. Deve, penso, giocare Politano. Adesso lo affronteremo il discorso con la Lavagnetta, però ragazzi, addirittura le polemiche, è andata a Parigi, poi magari lo affronteremo questo discorso. Demme è andata a Parigi? No, magari se Demme fosse andato a Parigi non l'avrebbe preso. Io sono andato a Parigi in questi giorni? No. Eppure anche io mi ritrovo che annuso cose e non si sente 0% di olfatto in questo momento. Quindi non mi fate andare nei dettagli, perché non andiamo nei dettagli. In privato, se mi volete chiedere, non c'è problema, però in privato. Quindi capita, punto e basta. Tenere presente che sia è tutto finito, tutto a posto. No, non è tutto a posto niente, è ancora tra noi proprio alla grande. Proprio ve lo dico io. Non posso fare a meno di dirvelo, però così è. Dobbiamo fare di necessità virtù. Andiamo avanti, speriamo che non ci sia nessun focolaio, speriamo che tutti gli altri stiano bene, e andiamo avanti. Bisogna coprire gli spazi del 3-5-2. Ovviamente Spalletti ci ricorda quello che noi già sappiamo, cioè che l'Inter lavora sull'ampiezza e quindi bisogna stare attenti su questa cosa qua. E poi ancora gli chiedono queste cose, le emozioni, ma che emozione, l'Inter qualche tassello per lo scudetto che poi hanno vinto, cose, lui lo riportano in una situazione che a lui non fa piacere, dove è stato forse trattato male, non meritava, non sentiva di meritare l'esonero, insomma è veramente lunghissima digressione sull'Inter, evitabile, a me non interessa. E comunque partita non decisiva ma importantissima, dice Simone Inzaghi, lo ribadisce anche Spalletti, e dice neanche per loro alla fine è decisiva, perché anche se dovessero perdere, sarebbe per noi un'apoteosi, ma anche se dovessero perdere, vista proprio la natura di questa stagione, con gli imprevisti, con le cose che possono cambiare, niente è perduto. Ovviamente possono sempre rientrare con la rosa lunga che hanno in un discorso scudetto. Non mi sono mai lamentato, abbiamo visto, i problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni. Questa è una frase bellissima di Spalletti, che riesce sempre a trovare un modo nuovo per raccontarci una cosa che dovremmo già sapere. Poi gli chiedono della nazionale, di Mancini, la proprietà straniera. Signori, ma vogliamo parlare di calcio? Niente, proprio niente. E quando gli fanno una domanda, Lozano, Elmas, chi può giocare là? E interviene quella là, Baldari, che dice però dovete fare una domanda. Spalletti bravissimo a interrompere anche Baldari e a dire fammi rispondere, lì ci può giocare Zielinski, cioè una volta che gli stiamo chiedendo una cosa di campo lo interrompiamo pure al giornalista che chiede la cosa di campo, e dai. E quindi Spalletti si riesce a ritagliare uno spaziettino dove ci può dire ci può giocare Lozano, ci può giocare Elmas, ci può giocare Zielinski, ci ricorda il fatto delle offerte, poi dice una cosa bellina, dice i premi gol, no? Questa introduce un'altra cosa, ci sono i premi per i gol fatti, ma non ci sono i premi per chi salva un gol, quindi anche questo è sbagliato, anche perché se poi io devo fare le sostituzioni e uno vuole rimanere in campo per forza perché ha il premio gol, vedete come ci dà un altro spunto, perché è importante il discorso anche Lozano, il parere personale, sì, l'ambizione sì, però poi devi lavorare sempre per la squadra e non per i tuoi obiettivi personali. A quel punto poi chi viene sostituito si incazza. Si parla di Koulibaly, la scivolata, tutti quanti in apprensione, il pallone aveva rispetto di Sensini, ma noi passiamo con un Ambrabam a parlare, vedi? Mi sposto da questa parte,
ed eccoci qua a parlare con questo Ambrabam. Devo guardare di là, io non so, vado veramente in difficoltà. Io credo che a meno che non vogliamo mettere Di Lorenzo anche in attacco, perché a questo punto si riposa da terzino ma lo mettiamo qua in attacco. Di Lorenzo ha cominciato attaccante, quindi non c'è problema. Credo che la formazione sia questa, non credo giocherà Manolas anche se era in fase di recupero, pare abbia recuperato anche Malquit ma non credo che giocherà Malquit, quindi la difesa è bella che è fatta, non credo ci siano problemi per Fabian e Anghissà ha giocato in nazionale ma deve per forza recuperare, anche perché ci manca Dem, non posso immaginare un Fabian Lobotka iniziale. Possiamo avere dei dubbi sulla questione centrocampo a 3, visto che l'ha accennato in un momento di difficoltà ricordando l'inizio stagione che abbiamo cominciato a 3 poi con Lobotka centrale, quindi Zielinski potrebbe poi abbassarsi. Questo poi è da vedere se sarà poi Zielinski, se si vuole giocare un Elmas dall'inizio. Io credo che comincerà Lozano anche per non creare un caso in questa zona qui, confermando Insigne e confermando Osimhen. Questa, ragazzi, è la formazione titolare, cioè non c'è niente da dire al riguardo. Poi abbiamo sempre il dubbietto qua a destra, però non avendo un as, non avendo Politano, non avendo altri discorsi, al posto di Lozano qui ci puoi mettere un Elmas, ci puoi poi spostare magari Zielinski da questa parte e mettere Elmas centrale e non c'è grande differenza. Ci puoi mettere anche un Mertens che, lo sappiamo, lo fa nel Belgio, il trequartista a destra, solo che il Belgio poi gioca di solito con 3 difensori, quindi con un quarto centrocampista che aiuta la manovra difensiva, quindi in questo caso Mertens da esterno destro puro dovrebbe fare molto più lavoro di rincorsa e non credo, e quindi queste sono le varie soluzioni. Ci puoi mettere chiunque, ci puoi mettere anche un Malquit in questa zona qui, non sarebbe la prima volta, però sarebbe una soluzione molto difensiva che darebbe secondo me un messaggio sbagliato alla squadra. Quindi ci confermiamo Lozano inizialmente e vediamo come si svilupperà poi la partita. In un certo modo abbiamo Petagna che puoi mettere qua, puoi spostare Osimhen un pochino più sulla fascia, insomma ci sono varie soluzioni anche, come dire, creative per questa partita. Noi dobbiamo stare molto molto attenti e Lozano sarà chiamato a fare il lavoro che Insigne sa fare di aiuto ai terzini, perché Di Marco non sappiamo nemmeno se giocherà addirittura terzo, perché anche l'Inter ha delle difficoltà in difesa. Se giocherà addirittura terzo di difesa si parlava di uno Skriniar centrale, Inzaghi ha confermato che giocherà Ranocchia, quindi vediamo se giocherà Ranocchia, Skriniar, Bastoni come al solito, oppure se uno Skriniar centrale e poi faranno dei cambi. Insomma dobbiamo stare molto attenti alle fasce, perché sappiamo che è il punto di forza di questa Inter che va rispettata, ragazzi. Non pensiamo che il Napoli, avendo questi punti di vantaggio, c'ha questo grande vantaggio e va là favorita. Andiamo a Milano, storicamente non è uno stadio dove vinciamo alla grande, andatevi a vedere i numeri. Non è facile, il Napoli affronta una delle squadre, la squadra più forte secondo me come rosa del campionato, che viene dalla vittoria del campionato, e quindi non è una partita decisiva, non ci sono drammi né se si perde né se si pareggia, anzi se si pareggia non è affatto male anche per la classifica. Se si dovesse vincere andiamo in brodo di giuggiole. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tranquilli che sto bene. Però non sento gli odori, non fa niente, si recupera perché il vaccino serve a questo, a non andare poi in difficoltà. Ci sono delle live previste, voi che siete iscritti al canale Telegram oppure Instagram eccetera eccetera lo saprete, chi non lo è andrà a cercare più o meno, non lo so, poi vediamo. Forza Napoli sempre, sempre, sempre. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.